Natale per noi insomma è il momento per tutti, non solo per noi, è il momento per stare in famiglia, per stare tra amici, per stare bene insieme e quindi il calendario che proponiamo per il Natale è questo in realtà. Guardiamo forse meno che in altre occasioni alla promozione del nostro territorio e molto di più a star bene tra di noi, come per dare senso anche a queste feste. Ringraziamo anche Luce sul Mare perché come ogni anno realizza i pensieri che poi portiamo alle attività produttive del territorio. A volte forse sarebbe molto più semplice dare un appalto esterno e realizzare un evento. In realtà credo che ogni programma per noi sia frutto di una collaborazione, di una coesione e di un apporto in modo particolare del mondo del volontariato, quindi i comitati, Proloco e tutte le persone che comunque gravitano nel territorio e cercano di dare il loro apporto per la realizzazione degli eventi. Non voglio ovviamente rientrare in quello che è il programma che è già stato illustrato, ma in modo particolare io quest'anno sottolineo un aspetto inedito, diremo, per Porto Tolle, ed è la collaborazione e partecipazione delle attività commerciali nella programmazione. Più che nella programmazione, il vostro apporto quest'anno è determinante, diciamo, per illuminare, diciamo, il paese, non solo il centro ma tutte le frazioni. Fare dei tagli da qualche parte, buttare dentro 50.000 euro per fare un Natale fatto di luci si può anche fare, uno può fare una scelta come una scelta accendere un mutuo, cosa che non facciamo da 10 anni nel comune di Porto Tolle e crescere l'indebitamento pro capite. Tante volte faccio questo discorso qua perché tanti di voi, essendo comunque anche partite IVA, essendo comunque un tessuto economico che capisce le realtà, in questi anni si è fatto una scelta o aumentare l'indebitamento pro capite dei cittadini o non fare mutui, però asfalti neanche strade, eccetera, eccetera. È una scelta difficile, anche impopolare, delle volte è fatta una scelta impopolare. Infatti l'indice di indebitamento da 1.100 euro pro capite, che era 6 anni fa, oggi è neanche 400 euro, il che darà la possibilità negli anni, probabilmente chi verrà dopo di me o di noi comunque, come sindaco, di trovare anche una situazione economica che possa favorire alcuni investimenti. Ho fatto questo preambolo che è poco natalizio per dire che a volte sì, serve anche una sobrietà nelle decisioni, oltre che nella situazione che abbiamo locale, però serve anche quell'impulso per la voglia di fare qualcosa di più e di diverso. È un programma mirato, cercato di fare anche grazie soprattutto al mondo del volontariato, che fortunatamente a Porto Tolle è un tessuto altresì importante come quelli produttivi che abbiamo, cercando di mettere in piedi un po' di situazioni. Guardo la Proloco perché a volte con 1000 difficoltà, perché insomma io pochi che hanno una certa età, Santino ormai è più ragazzini a e quindi insomma con non pochi sforzi si cerca di fare anche quelle che le attività migliori possibili. Tutto è detto a parole che spesso usiamo perfettibile dentro la Silvia, è vero, perché tutto si può far meglio, no? Per far meglio la fiera rispetto a quello che ho fatto quest'anno, si può far meglio a volte i programmi natalizi, si può far meglio la festa del riso, anche se sta un successo, tutto si può far meglio, però è anche vero che serve un po' l'incoraggiamento ma anche l'idea che portiamo tutti quanti, e credo che sia questo un po' anche la voglia e lo spirito di mettersi in gioco.